Eccoci in studio. Abbiamo fatto un cambio. Velocità. Io direi di andare a salutare subito, poi lo conosceremo meglio, Mauro Gazzaro, che è il presidente nazionale della FISO, che arriva direttamente dai Lavarone. Un applauso a Mauro, presidente nazionale. Grazie. Ne abbiamo parlato settimana scorsa, abbiamo pronunciato che sarebbe potuto venire oggi, non l'altra settimana, però avevamo il presidente dell'organizzazione praticamente. Abbiamo anche un altro ospite in attesa dell'assessore allo sport, Roberto Beggiato, che è sindaco di Solesino. Grazie sindaco. Bene, allora sarai contento? Rimasti con Daniele. Allora Rosanna, presentaci il personaggio che da qualche anno, quanti anni è che si corre Solesino? Rosanna, allora 40. lo presento io, Daniele Trevisan, l'abbiamo già presentato, un applauso a Daniele. Tu lo conosci bene? Sì, lo conosco da una vita ed è uno di quelli che ha voluto anche la nascita del circuito, quindi insomma è un grande amico. Grazie. E organizza la 6ª tappa del circuito. Prego, che è Danilo. 19 luglio, no, quando è il 19 luglio a Solesino. Alle ore? Li dimostro tutti del resto. Alla sera, no? Alla sera, orario alle Sì, orario serale. 19:30 è quasi notturna, insomma, anche se è nel periodo estivo. Stiamo facendo una pubblicità estremamente capillare nelle varie gare che si sono svolte fino adesso e abbiamo avuto riscontri positivi da parte di tutti, anche in conseguenza del fatto che quasi tutti hanno partecipato sempre alle altre manifestazioni. Crediamo che possa essere una serata particolare in quanto abbiamo già adesioni numerose e anche di atleti abbastanza quotati a livello... tu hai una tradizione, allora prima si chiamava Tutti in Tutta, giusto? Sì, con certo. la T sola, giusto? Certo, sì, obbligatorio. È nata quindi quasi 50 anni fa questa corsa? Questa cosa è nata proprio esattamente 41 anni fa. No, 41 si chiamava 41, Tutti in Tutta e poi è diventata Solesino. Esatto, sì, è stata tramutata in Solesino. Quando si faceva la domenica mattina era una specie di passeggiata così domenicale fra il verde solesinese, che purtroppo ce n'è sempre pochissimo. Poi il mercato domenicale ci ha obbligati a saltare il giorno e quindi abbiamo deciso di fare competitiva il sabato sera. Quindi da oltre 30 anni viene fatto il sabato sera. E quindi è comunque tra le manifestazioni più longeve, possiamo dire così, perché abbiamo visto la 38esima corri nel parco di Stanghella, esatto, quindi siete lì, che siete anche molto vicini, Stanghella e Solesino. Ricordo nella strada tra Padova e Rovigo, o più esattamente potrebbe essere tra Monselice e Buara Pisani, per intenderci. Quindi siete su una strada in cui c'è tanta passione per la corsa. È nata un po' così per caso e quindi abbiamo divulgato anche ai nostri amici limitrofi, dei paesi limitrofi questa passione. Beh, appuntamento quindi in centro Solesino, che sarà ovviamente, le strade saranno chiuse dove passa la corsa. Grazie alla collaborazione col comune di Solesino che è fattiva da sempre. Abbiamo qui anche il nostro carissimo amato sindaco che ci dà una larga mano Rosanna, vorrei solo che fosse messo a fuoco le modalità di iscrizione, chi può partecipare, sia quella di Solesino o queste gare rimanenti del circuito. Sì, le gare del circuito sono gare competitive e possono partecipare tutti alla fine, perché basta essere tesserati o per la federazione o per un ente di promozione sportiva con cui la federazione ha fatto tutti gli accordi, oppure anche i tesserati giornalieri, cioè uno che vuole correre può partecipare, farà il tesserino di giornata con una quota in più rispetto a quella della gara. L'importante è avere il certificato medico agonistico per l'atletica leggera, come ce l'hanno tutti i tesserati. Quindi Mato anche dall'USL, perché ti dico, questa è stata una delle discussioni dell'ultima. Per noi del Veneto è fondamentale che il certificato se non è sia fatto in un centro dell'USL, ma da un medico sportivo, deve essere poi vidimato, che è un'operazione solo burocratica. Però. Sindaco, già assessore, noi ci siamo già conosciuti con qualche campestre invernale in bellissimo lago Smeraldo che avete lì da queste parti, e allora, anzi dobbiamo salutare, ti ricordi dovevamo salutare già l'altra volta il proprietario del lago Smeraldo, poi Mario del Lago Smeraldo. Mario del Lago Smeraldo, ciao Mario. Grazie. Allora, sindaco, adesso abbiamo una location meravigliosa che usiamo e con la quale siamo in collaborazione da tempo, che è il Lago Smeraldo proprio di Solesino, al quale vanno proprio i nostri saluti e i nostri ringraziamenti.
Oltre a questo vorrei anche prendere l'occasione per ringraziare un altro sponsor ufficiale e importante da tantissimo tempo per la Strada Solesino, che è il Credito Cooperativo di Sant'Elena, con il quale abbiamo una grossissima una banca locale, esatto, sì, una cassa rurale, le vecchie casse rurali di Sant'Elena, con il quale abbiamo una grossissima collaborazione. È lo sponsor anche del circuito. Sì, è lo sponsor anche del circuito. Beh, cosa dire? Una collaborazione da sempre con la S Solesino, che è l'organizzatrice di questa manifestazione, ancora da quando si chiamava proprio Tutti in Tuta, come avete citato prima. Una grande collaborazione anche per il mio passato da dirigente della S stessa, della S Solesino stessa, e quindi da dirigente a ex atleta della pallavolo, che è una diramazione sempre della S Solesino, poi a podista in occasione con il nostro amico Daniele, in occasione di diverse maratone in giro per il mondo. Poi assessore allo sport, adesso sindaco, direi che Solesino vanta di avere delle persone anche in amministrazione comunale che hanno a che fare e hanno sempre avuto a che fare con lo sport, quindi importanti collaborazioni. Ecco, il territorio, anche le persone, anche i ragazzi, le persone che insomma io vedo tanto volontariato, sì. Al di là dell'esperienza diretta, ecco, cosa pensa un sindaco in questi comuni in cui veramente ci si conosce tutti e tutti cercano di fare quel poco, che sia per la sagra o per una corsa, un'attività. A Stanghella c'era il torneo di rugby, mi viene in mente, voi anche avete tornei importanti. Fortunatamente devo dire che sia a livello del volontariato, sia a livello sportivo che a livello proprio di volontariato, di associazione di volontariato, c'è un buon riscontro. È bello dirlo perché in tempi in cui la società così sembra un po' egoistica, e viaggiare a livello egoistico, c'è una buonissima collaborazione sia per quanto riguarda lo sport che per quanto riguarda il volontariato in genere, proprio anche associazioni di volontariato a livello sociale, a livello locale. Direi che è importante. A Solesino abbiamo circa 1 migliaio di persone che fanno sport in diverse discipline, si organizzano tornei sia di calcio giovanile che di pallavolo, di pallacanestro, abbiamo lo sport veramente per tutti, per tutto il paese. Bene, facciamo un applauso a Solesino, ma come simbolo dei nostri piccoli comuni che però sono tanto attivi. Nel frattempo è arrivata Cinzia Rampazzo, assessore allo sport, che accogliamo con un applauso. L'abbiamo messa al posto giusto, funziona? Ciao Cinzia. Ma per più motivi anche, se vuoi, l'hai messa al posto giusto. L'abbiamo messa al posto giusto, visto che sei vicino a tuo marito Mauro, e sei poi stata testimone in prima persona anche di Corimprato, quindi stavamo parlando di Corimprato. Che impressione hai avuto di questa attività di running? Poi tu, insomma, abbiamo già un po' spiegato con Natoli quello che stiamo facendo con altre cose, però. Allora, benvenuta intanto. Funziona, funziona a posto. L'importante è che sentono in regia e a casa. Beh, buonasera a tutti intanto, scusate il ritardo ma sono stata impegnata in altri fronti. Con il rugby? Con il rugby, sì, Petrarca Rugby. Gli assessori devono essere dappertutto. Sì. Insomma, Corimprato è stata una bellissima manifestazione con tanti ragazzi, corridori che facevano, sì, la gara principalmente, e poi anche i ragazzini che provavano le attività per il pre-meeting di atletica leggera venerdì, insomma è stata veramente una bella cosa. È stata una piccola appendice della Coriper Padova, che aveva la sua sede naturale in Prato della Valle. Vediamo, sembra che stiate orientandovi tra l'amministrazione anche con la Polizia di Stato a ripetere l'esperienza l'anno prossimo. Sì, sicuramente sarà ripetuta l'anno prossimo. Grazie, facciamo un applauso. Allora, visto che l'assessore l'aveva già un po' preannunciato. Questa sera ci seguiranno tutti, vedrai, molti di più. Chissà come saranno saliti adesso. Cristina Chinello, l'audience della trasmissione. Vabbè, peccato è andato via Natoli, se no su questa dichiarazione faceva già i titoloni. Ma va bene. Comunque, dopo avremo modo di parlare con te di altre cose. Io vorrei continuare il giro. Andiamo a conoscere un nostro ospite che è Paolo Paiaro ed è un ultra trail. Facciamogli un applauso. Bravo, perché Paolo. è reduce dalla Dolomiti Skyrun, una
manifestazione durissima se ce ne parli tu, perché ci sono il dislivello è molto, molto alti, i metri di dislivello. Se me li ricordi tu, perché sono sopra i 10.000 se non sbaglio. Sì, allora, Oltretutto non eri da solo, perché c'è anche Mauro Schevon che era lì con sì, te. in realtà eravamo, sì, c'era l'amico Mauro, eravamo più di 270 partecipanti come prima edizione. In realtà il chilometraggio, il dislivello esatto non lo conosciamo nemmeno noi, vi spiego anche perché. Perché rispetto a quello che era stato dichiarato all'inizio, quello che doveva essere il percorso originale, hanno dovuto fare delle deviazioni, scusate la ripetizione, di percorso, perché certe forcelle erano piene di neve, quindi hanno dovuto fare delle modifiche al percorso. Quindi neanche noi sappiamo esattamente quanti chilometri e quanto dislivello, però siamo intorno ai 130-140 chilometri, tra gli 8.000 e i 10.000 metri di dislivello positivo, significa 8.000 e 10.000 metri di salita. Poi ci sono le discese che sono più o meno altrettanto. Certo, che non è La regia anche dovrebbe avere qualche immagine forse anche della... Non so se proprio di questa manifestazione o comunque altre gare a cui tu hai partecipato. Sì, ci sono delle foto... Ti vediamo all'opera proprio sì, fisicamente. quella più cara è il Tour de Jean naturalmente, perché è quello più... Come quello si che dice, non riesce a fare Mauro o sbaglio? quello più... No, L'hai fatto? L'hai fatto? L'esperienza più bella, ecco, per cui più bella perché questo sport ti dà la possibilità di vivere delle sensazioni e delle emozioni che altrimenti non potresti fare negli altri sport, ma non perché gli altri sport siano di secondo livello, perché ti fa entrare in una dimensione che altrimenti non potresti vivere. Per Ma cui... quando è che ti è scattata questa voglia dell'ultra trail? Allora, diciamo che... Perché? Perché? Sì. Per me la montagna è come si dice, un ambiente familiare, nel senso che andavo a camminare in montagna con mio padre fin dall'età dell'adolescenza, per cui con la montagna ho una buona confidenza, oltre che avere delle motivazioni che mi spingono a andare su certi percorsi, insomma. Poi ho fatto, fai lo sport canonico, il calcio, questo e quell'altro, poi a una certa età dici ma sento che il fisico ha bisogno di muoversi, quindi che cosa faccio? Quando arrivi a una certa età, quindi qualche immagine. dopo gli Anta, ecco qua siamo al Tour de Jean. Sei già negli Anta. Sì, negli Anta, e riprendi a muoverti, per cui comincio a fare prova a fare una maratona e dopo di là E da lì è partito, non ti eri parte mai questa contento cosa, e e poi aumentato. ecco, ho scoperto che cominciava, come si dice, a svilupparsi in Italia, si sta sviluppando molto velocemente il trail e l'ultra trail. Ci sono delle statistiche che parlano di un aumento esponenziale dei praticanti, quelli che approcciano a questo tipo di sport e che poi evolvono. Okay. Approfitto dell'occasione per così informarvi che faccio parte dello staff Utah Trail. Cos'è la Utah? La Utah è l'emanazione della FIDAL che si occupa di ultramaratona. Ultramaratona intesa come strada e trail, quindi ultra trail. Ultra cosa significa? Che supera i canonici 42 km 195 della maratona, quindi tutte le distanze superiori alla superiori. maratona. E quindi ecco, sono entrato in questo mondo da circa 3 anni per una predisposizione, diciamo, per cui... E chi ti ecco, ferma più adesso? Esatto. No, ma non è che cioè, se la salute mi assiste, perché... Continui, verrà a raccontarci qualche altra esperienza Perché magari. fermarmi, insomma, per Mauro, cui... prendi il microfono, è forte veramente Paolo, è forte. Vorrei ricordare solo un paio di 2 anni consecutivi di campione italiano, Ultratrail medio, che forse lui, essendo molto Modesto. restio e modesto, non lo lo vuole, dice. però insomma è un personaggio, un esempio per tutti. Grazie della Però, testimonianza. adesso abbiamo parlato di ultratrail, di montagna, abbiamo i campionati mondiali in corso nel Veneto Trentino, alla Varone, quindi Altopiano di Di Asiago, Orientering. Orientering, sì. E parliamo con Mauro Gazzero, che quindi ci racconterà cosa sta vivendo in questi giorni, perché arriva direttamente dalla Varone. Intanto grazie perché Per sei essere veramente venuto direttamente. Mauro, Grazie, presidente nazionale, vi ricordo. grazie a voi per l'invito e non potevo mancare. È vero che con gara in corso ho abbandonato l'altopiano, però
È una vetrina a cui ci tenevo, visto che, come dicevate, ospitiamo questo campionato del mondo e siamo impegnati già da sabato, visto che le discipline sono numerose, saremo impegnati fra l'altro fino al prossimo weekend con le assegnazioni delle 5 medaglie più importanti in campo maschile e femminile, e qui dovrei fare una disamina delle varie specialità, perché parliamo di corsa e quindi siamo perfettamente a tema. Anzi, quando adesso chiedevi le distanze, noi abbiamo una suddivisione in distanze di questo nostro sport, che appunto prende i nomi inglesi di long, sprint, middle, facilmente si intuisce. Però, come per l'ultra trail, in questo caso specifico in particolare, non siamo in grado di dare le distanze, proprio perché la tipicità dello sport dà soltanto la distanza in linea d'aria, visto che gli obiettivi, i focus da raggiungere, le lanterne famose, sono unite in linea d'aria, e quindi l'atleta sa all'inizio quanto percorre sulla carta, ma in realtà poi se c'ha una casa non ci può passare sopra, ci gira intorno, insomma, chiaramente. Se è in montagna lo stesso. Sempre in montagna, e quest'oggi avevamo la prova long, che è la più impegnativa, e quindi per dare il parametro parliamo di 1 ora e 20 nel bosco. Considerate che sono comunque atleti. In questi giorni il tempo non è stato dei migliori, soprattutto nelle sere. Avete avuto problemi? No, non è vero, ci siamo salvati, tranne un nubifragio a Trento, ma ormai la prova di lunedì volgeva al termine, era proprio l'ultimo frazionista. Lunedì a Trento abbiamo fatto la sprint relay, una formula nuova con 4 atleti, 2 uomini e 2 donne, appunto con formula sprint, quindi 15 minuti a testa di gara in centro storico, ce la siamo cavata alla fine. Volevi presentarci anche qualcos'altro, tu hai un libricino lì con Ma te, ho portato questo perché, parlando di mondiali, è un evento storico anche per la nostra federazione, in quanto... Tienilo fermo un attimo. Lo tengo ancora fermo. Sì, tienilo là. Perché proprio quest'anno cade in questo senso il trentennale della storia dei mondiali in Italia, perché nel 1984 la federazione italiana organizzava il primo campionato del mondo per un'altra delle nostre specialità, che è lo sci. Quindi concludo la panoramica illustrando che oltre alla corsa appunto abbiamo la specialità invernale sugli sci, la disciplina della mountain bike e un orienteering di precisione che è vicino al mondo paralimpico, perché esclude la componente atletica o comunque di corsa e diventa un orienteering che può essere praticato da delle piazzole, individuando gli obiettivi. Per certi aspetti ha origini nordiche l'orienteering. È vero che nei paesi nordici è proprio uno tra gli sport più popolari? Ma è assolutamente vero. Parlo Finlandia, Svezia, tant'è che Norvegia. Per questi nostri campionati abbiamo dovuto assicurare la diretta TV dei 5 eventi proprio per queste nazioni che hanno acquistato i diritti. Parliamo di Svezia, Finlandia, Norvegia, Quindi, Danimarca. Interesse, insomma. Assoluto interesse. Abbiamo visto, noi conosciamo Brenno Pastò, che tu conosci forse, che è un atleta che viene un po' dall'atletica, che però sia insomma, un ragazzo giovane che si è dato da fare. Ad Abo hanno organizzato delle mini manifestazioni. Ecco, come sono coinvolti i giovani in queste manifestazioni? Ma i giovani sono coinvolti principalmente con l'attività scolastica. Noi abbiamo in tal senso una grande attenzione da parte della federazione, e in questo senso fra l'altro ci distinguiamo fortunatamente anche per quello che è l'organizzazione dei campionati studenteschi, che sono stati, credo, per tutti noi i giochi della gioventù, il primo approccio allo sport agonistico nella scuola. Questa tradizione continua nonostante le difficoltà del MIUR, il Ministero dell'Università e Ricerca, della scuola, insomma, e quindi diciamo continua, ma ha alzato l'asticella, quindi necessita di grandi partecipazioni a livello locale, e in questo senso la nostra federazione è affiancata ai grandi sport, perché quest'anno solo il pallavolo, l'atletica leggera e il calcio hanno raggiunto come l'orienteering il numero minimo di regioni per poter accedere poi alla fase finale nazionale. Grazie Mauro, un applauso a Mauro intanto, perché... E noi nel frattempo diamo la linea da regia per la pubblicità. Sì.